Sguardo e comprendere la realtà nella sua interezza. Maria custodisce tutto nel suo cuore. Maria sa che quanto le accade oggi può sconvolgerla, ma domani si rivelerà nel suo fine più grande. Sa trattenere, sa tacere, non dispera mai e custodisce l'interezza della storia dell'umanità. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo?» «Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» La realtà appare come sequenza irrefrenabile di azioni e di avvenimenti che si susseguono. Facciamo fatica a contenere il tutto, a dare un senso complessivo a ciò che ci accade, a far tesoro del passato e a guardare con speranza al futuro. Mentre invece uno sguardo attento riesce ad avere una visione ampia sulle cose, ha capacità di connettere, collegare, di sopportare, di guardare all'oggi legandolo a ieri e a domani. Che la vita sia piena di cose che non funzionano, che ci danno fastidio, che ci snervano, quella che Madeleine Delbrel chiama la passione delle pazienze, lo sappiamo tutti. Poi ci sono anche delle croci grandi e piccole, la malattia, la precarietà economica, il dolore nelle relazioni ecco, quando attraversiamo questi momenti, quando non capiamo, soprattutto perché li stiamo vivendo, siamo nella disposizione giusta per andare da Dio, e questo cuore di persone che non capiscono e che sono in difficoltà ci rende simpatici a Dio, allora, e ci rende disponibili a una relazione con Lui. Piano piano si entra in un rapporto di figli con Dio, certi che tutto quello che succede per noi è pensato o voluto o permesso da Dio per entrare in un rapporto d'amore con Lui. Dio è un corteggiatore cortese e paziente che non si impone mai, ma che aspetta di essere da noi cercato, che noi ci rendiamo disponibili a questa relazione. E io non so perché, però ho sperimentato, incontrando tante persone, che senza il dolore, la difficoltà e la croce non ci apriamo veramente a questa relazione con Lui, pensiamo di bastare. E ecco, quindi io cerco di imparare che tutto quello che mi scomoda, che mi dà fastidio, che mi rattrista, che mi fa venire i nervi, che mi addolora, in realtà non è un dispetto che Dio mi fa, ma un regalo che Lui ha pensato perché io possa essere più sua figlia, perché io possa chiedere aiuto umilmente a Lui, perché io possa smettere di pensare di essere brava, perché non lo sono. E quindi quando si ha questo cuore docile e accogliente, che io non ho quasi mai, però ho visto tante persone che ce lo hanno, ecco, si diventa più belli, come diceva Michelangelo, cercare la bellezza per via di levare. Quando Dio ci toglie, come lui faceva con il marmo, no? Toglie qualcosa che ci sembra importante per noi e Dio ce lo toglie, in realtà ci rende piano piano più belli, ci plasma come delle opere d'arte. Il male è un mistero, cioè perché sia necessario passare da questo io non lo so, e neanche Gesù è venuto veramente a spiegarlo, però si è messo sulla croce, cioè ha accolto la croce, quindi non l'ha spiegata, però la porta con noi e ci dà le coordinate per affrontarla. Quindi il mio motto, ce l'ho anche in una lapide di marmo a casa, è stacce, cioè qualunque cosa la tua vita ti presenta, stacci con un cuore accogliente e docile. Un giorno, era il 1847,
mi comparve in sogno la regina del cielo in un pergolato di rose. Cominciai a camminare e mi accorsi subito che le rose avevano spine acutissime. Provavo forti dolori ai piedi, ma, incoraggiato dalla Beata Vergine, proseguivo il mio cammino. Giunsi poi in un bellissimo giardino. Si levò una brezza leggera e mi ritrovai attorniato da tanti giovani, assistiti da preti e coadiutori. La Vergine Santissima mi interrogò: «Sai che cosa significa tutto ciò?» «No, vi prego di spiegarmelo». «Sappi che la via che hai percorso tra rose e spine è la stessa che farai quando ti prenderai cura della gioventù. Dovrai camminare con le scarpe della mortificazione. Le spine a terra rappresentano le simpatie e le antipatie umane che distraggono l'educatore, lo feriscono, arrestano la sua missione. Le rose sono simbolo della carità ardente che deve distinguere te e i tuoi coadiutori. Le altre spine sono gli ostacoli, i patimenti, i dispiaceri che vi toccheranno, ma non vi perdete di coraggio. Con la carità e la mortificazione tutto supererete e giungerete alle rose senza spine. I am Angela and I am 15 years old. I am an ADMA aspirant member since 2017. I always see my grandmother regularly attending the Mass and Marian activities in our parish, especially the ADMA and Salesian family activities. My grandmother is also an active member of ADMA, dedicated Marian devotee. I always wanted to go with her during the monthly meetings to attend the Mass every 24th of the month and Marian processions. I saw from my grandmother the deep devotion as she joyfully served and joined these Marian activities. The joy and blessings I saw from my grandmother inspired me to join also the association even in my very young age. Every 24th of the month is very inspiring for me because I know I will receive the merry help of Christians. I also attend the Salesian family activities like the yearly fellowship, formation, and recollection. Attending these activities, I was able to meet and know other members of the Salesian family. Also, I can share my service and assistance as photographer and member of the documentation team. As a student, an active member of Young ADMA, usherette, in our parish, I learned to balance my time and schedule. There are difficulties and challenges sometimes, disappointments, but my devotion to Mary Help of Christians made me to follow and imitate Mama Mary and inspired with her virtues, loving, living, and serving like Mama Mary. Amidst hurts, problems, and difficulties, challenges in life, I firmly believe that Jesus and Mama Mary are always at my side. They are always with me to teach and guide me. Compared to my difficulties and challenges as a young person, I am aware that Jesus suffered much and died for us. I also remind myself that Jesus died for me and saved me from my iniquities, that I must understand others, I must always forgive. There will be more difficulties and challenges in my life, but Easter gives hope, and it encourages me not to give up. It encourages me to be a better student, friend, a young member of my family, an ADMA member, a better person every day. I will also continue to live, to love, and serve like our Mother Mary. O Maria, Vergine potente, tu, grande e illustre presidio della Chiesa, tu, aiuto meraviglioso dei cristiani, tu, terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo. Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici del nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen. Bukain ang
Spiritus